più di 100.000 iscritti al suo canale YouTube, milioni di visualizzazioni. Ecco voi, Riccardo Rocchesso! Avanti! Buon pomeriggio a tutti! Salutiamo il Faloria, salutiamo la Tofana di Roses, il Cristallo, ma soprattutto voi ragazzi, seduti qui a Cortina, ed è fantastico davvero. Non pensavo che tutte queste persone ci avrebbero seguito oggi. Vi racconto un segreto, io sono di qua, non sono nato a Cortina, ovviamente non c'è, sono nato a Mestre, però io ho fatto l'asilo qui, mia mamma è stata la maestra delle elementari per quasi 10 anni, io poi ero direttore di banca, e tornare insieme, cioè, ragazzi, sapete che i figli non sono mai come i genitori, e per fortuna anche direi io, a parte quelli di oggi purtroppo li abbiamo un po' persi. Comunque è davvero bello tornare a casa e vedere questo affetto. Prima abbiamo incrociato che sarà il corteo, è stato davvero meraviglioso. Io oggi non voglio dirvi niente di che, insomma, sapete come la penso. Intanto vorrei fare però un ringraziamento alle forze dell'ordine che sono qui e che ci seguono, facciamo un bel applauso, ricordiamoci sempre di loro, che sono loro i nostri salvatori, ricordatelo. Sono loro l'ago della bilancia in questo momento. L'abbiamo visto bene a Torino cosa è successo con Draghi. Non abbiamo più dei governanti, abbiamo dei sovrani. Io penso che quando leggevamo libri di storia sulla rivoluzione francese, ma stavano meglio loro probabilmente, davvero. Vediamo Mario Draghi come si comporta con noi, dal tono di voce, dalle parole che utilizza. Non gliene frega assolutamente niente, non esistiamo neanche, non ci guarda negli occhi. La gente lo insulta e lui saluta. Poi abbiamo Joe Biden che saluta... Poi abbiamo Gerale Figliuolo che saluta i manichini. Ragazzi, come siamo presi? Cioè, questo è l'evoluto occidente, davvero? Ma facciamo ridere i polli. C'è un bambino di 5 anni, si rende conto subito di quello che sta succedendo. Ma noi italiani no. Anzi, continuiamo, perduriamo, andiamo avanti con questo Green Pass. Quanto vogliamo andare avanti con questo Green Pass? Io vedo dei ristoratori, ma anche gli albergatori qua a Cortina, no? Che non sono ovviamente qui in piazza con noi, li abbiamo chiamati, ma non sono venuti. Come mai? Come mai? Di chi fate gli interessi, ragazzi? Non potete neanche più comandare a casa vostra, ma come siete ridotti? Io non so quanto contenti siate di dire sempre sì, di piegarvi, di inginocchiarvi a ogni direttiva assurda che arriva dall'alto, ma io mi sono rotti i coglioni sinceramente. Scusate, le palline. Fate il curriculum per Amazon, perché quello è il futuro che vi aspetta. E lo dicono solo gli albergatori ai dipendenti, ai gestori, ai piccoli capò che si sono elevati in questi mesi a fare i grandi controllori, a decidere chi poteva entrare e chi no. Magari i clienti che avevano da anni, ma non avevano quell'infame tessera verde, ovviamente, allora lasciamoli fuori, sono dei contagiosi. Benissimo. Preparate il curriculum per Amazon, ragazzi, perché quello è il vostro futuro. Perché se non lo capite con la testa lo capirete con un'altra cosa, purtroppo, che non voglio nominare. Perché sta arrivando l'uccello Padulo, vero Barbara? E l'uccello Padulo sappiamo tutti a che altezza vola, purtroppo. Io dico, imprenditori veneti, ragazzi, cosa vi serve di più? Siamo qua a Cortina, l'anno scorso, impianti aperti ovunque e noi chiusi. Hanno fatto 2 settimane di approvvigionamenti, di scorte alimentari, per poi lasciarli i braghi di tela completi. Cioè la Svizzera e l'Austria festeggiavano e noi qua così. Ma siamo in silenzio, mi sembra. Una cosa che davvero mi raccuora è che portiamo più gente noi a Cortina che gli ski pass, perché guarda quanti siamo oggi. Allora forse qua in Italia le cose stanno cambiando. Non è stata una meta facile venire qui, ma è importante essere qui. Perché io mi ricordo com'era Cortina negli anni 80, negli anni 90. Mi ricordo perfettamente com'era il mondo. Qui abbiamo Guerresco, Bredo, Palle Shark. Io mi ricordo i negozianti che facevano oh, che bello. E adesso come va, ragazzi? Siamo a Pasqua e non c'è nessuno a Cortina. C'è un quinto delle persone che c'erano 4 anni fa. È merito di chi questo? È merito vostro che avete detto sì a Mario Draghi.
Devo dire qualcos'altro? L'ultima cosa. Cosa manca agli italiani? Palle, poi? Testa? E poi? Cuore? Spiritualità manca, ragazzi. Siamo nel cuore del materialismo. Guardate dove siamo, che bello, mi ricordo i Porsche, i Ferrari, i Lamborghini. Macchinoni! Siamo qui, ragazzi. Cosa ve ne fate dei vostri macchinoni senza la spiritualità? La vita è la macchina più bella? La vita è la casa cortina? Sì, io avevo la casa cortina e me ne vergognavo sinceramente. Perché ci abitavo, eh. La vita è un'altra, ragazzi. La vita è amore, la vita è coesione, la vita è parlarsi. Come siamo ridotti? Non si parla neanche più tra vicini di casa e familiari. Domani è Pasqua e guai a voi se vi incazzate con i vostri parenti. Ok? Cercate di non litigare, mi raccomando. So che è quasi impossibile. Chi li ha i parenti? Quali parenti, giusto? Beh, qua siamo tutti parenti, ragazzi, ve lo dico, eh. Questa è una grandissima famiglia. Vi lascio solo con questo, mi raccomando, domani cercate di respirare a fondo, di non fare danni, perché non sono pronti perché per la verità. Basta parlare di calcio. Quale calcio? Sono usciti dai mondiali, la Juve è fuori. Quale calcio? Quale calcio? Parliamo di altro, va là. Ciao a tutti, ragazzi, forza Leoni, grazie! Grazie Riccardo! Ciao a tutti ragazzi, ciao! Penso di essere l'unico veneziano, uno dei pochi ancora rimasti. Chi è di Venezia? Venezia Mestre, Mestrezia o No, Venezia insulare? Venezia. Noi se vogliamo cambiare questo mondo, questa Italia che è ovviamente il terreno sperimentale non solo per le vaccinazioni ma per il pensiero unico a livello globale, l'Italia sappiamo quello che è. Ecco, quindi la nostra possibilità, la nostra unica speranza è cambiare la politica. Scusami se ho detto qualcosa No, volevo dirti una cosa, Marco. Dimmi. Pensa, giusto per cambiare la politica, il candidato sindaco di Padova, Peghin, era fotografato sul Mattino, il Gazzettino, ed era a cena, indovina con chi? Con la Casellati? No. Sta ancora mangiando il ristorante, scusate. Col presidente dell'AIFA. Ah, Questo è il cambiamento, ok? Beh, era a cena con il presidente dell'AIFA. Io ero convinto che nel Veneto ci fossero solo venetonti, non per offendere me, ma perché io vedevo che erano tutti a baciare le mani, ad inchinarsi al governatore dello Zaia, questo Zaia che adesso, questo Zaia che ci spiega cosa fare in caso di bombardamenti nucleari, no? Prima è stato per 2 anni, tutti i giorni, alla sede della protezione civile a Marghera a raccontarci i numeri, a fare vedere che lui era il baluardo contro la Covid-19. Gli altri sono fortunati. Allora ci sono qui anche molti sanitari che io sto cercando di difendere in tutti i modi, perché voi lo sapete che sono stati i primi ad essere
impediti nella loro dignità, nel loro diritto al lavoro già dall'aprile del 2021 con quel famosissimo decreto legge 44 straordinari. Ecco, questi sanitari che erano il fiore all'occhiello anche nel Veneto, la grande sanità del Veneto, ecco, voi penso che lo sappiate qual è il progetto di Draghi e il progetto di Zaia: privatizzazione, smantellamento di una struttura pubblica, perché il medico di base tra un po' non esisterà più, anche se devo dirlo che i medici di base in questi 2 anni di pseudo pandemia potrebbero andare a nascondersi, davvero andare a nascondersi, perché hanno infranto tutte le norme del codice deontologico medico, l'articolo 13 che dice che secondo scienza e coscienza e indipendenza dai poteri forti c'è l'obbligo di prescrizione, che è una prescrizione speciale per un serio genetico sperimentale. Ricordatevelo, una prescrizione che è obbligatoria, lo dicono i bugiardini di questi sierigenici, ma lo dicono anche le leggi precedenti. C'è un decreto legislativo, sono 2 articoli che lo dicono specialmente. Tutti i farmaci sperimentali devono essere prescritti con una prescrizione speciale. La prescrizione non te la fa nessuno. Nessuno. Mi sono fatto portatore di un carico di medicinali, di alimenti, e sono andato con un pulmino in Ucraina a portare alle popolazioni profughe, perché comunque medicinali, alimenti. Ho fatto le strade della Slovenia, dell'Ungheria e dell'Ucraina, non ho visto una persona con la mascherina. A Budapest entravi nei ristoranti tranquillamente, nessuno con la mascherina. Come mai? Come mai? Come vi raccontavo prima, per i sanitari è una cosa italiana. Nel mondo Tutta ci italiana. ridono dietro, ragazzi. Voi vi domanderete, ma perché questo signore ha la bandiera italiana sulle spalle? Beh, la spiegazione è semplice. Io sono figlio di un ex deportato in campo di prigionia. Mio papà non c'è più, ma qui a Cortina ha avuto un legame speciale perché ha scalato con la Cedelli. E siccome mio padre era stato coi partigiani, ma non era contento dei partigiani, aveva 18 anni, aveva visto i fascisti e non era contento dei fascisti, ha, cercato anche di evitare la guerra, è stato preso, caricato e mandato a Buchenwald in Germania. Allora ho dovuto, in memoria di mio padre, venire in piazza a onorare quello che lui aveva fatto per difendere la nostra libertà, e non potevo esimermi da venire qui a difendere insieme a voi la nostra democrazia e la nostra Italia e la nostra libertà. E devo dire, con l'aiuto anche di Fazzini, con l'aiuto di tutti, siamo riusciti ultimamente a fare 2 riunioni, il 24 marzo e il 7 di aprile, di 140 associazioni e gruppi del Veneto e di tutte le rappresentanze politiche, da Trevu, Ancora Italia, Itaexis, Terza Repubblica. Perché? Perché abbiamo capito che si può sedersi tutti a un tavolo e ragionare di come andare avanti insieme e passare dalla manifestazione all'azione per dare alla gente speranza. E l'abbiamo fatto su 3 principi di unione: fedeltà alla Costituzione, abolizione del Green Pass e libertà di scelta terapeutica. Su questo non ci può essere divisione politica. E poi vi inviteremo alla prossima manifestazione di questo coordinamento che si chiamerà e si chiama Tutti Insieme. Grazie.
anche prima di questa situazione seguivo quello che era l'andamento del nuovo ordine mondiale, voi sapete cos'è, tutte queste storie qua, e pensavo sempre ci sono i cattivi, noi siamo i buoni, si presume, adesso c'è questa battaglia grande fra i cattivi e noi che siamo i buoni. Però qual è la differenza? Sembra che ci sia una maggioranza di persone che non ha capito le cose, chiamiamole gente, con tutto il rispetto, gente magari che dorme, però cos'è che succede? Qual è la differenza? Che noi non cambieremo mai idea, noi non ci addormenteremo più, noi un po' alla volta parleremo anche a chi dorme può svegliarsi.